Roma, Milano, Torino, Verona, Napoli, Catania e Cagliari. Viva la radio, il grande network italiano. Il grande network italiano. Non capisco come mai l'orologio segna sempre avanti. È per questo che noi due, fianco a fianco, diventiamo più grandi. Sono decisioni destabilizzanti. L'avventura, la carriera, o cameriera a Londra nei ristoranti. Viva la TV Italia, siamo a Torino insieme a Gigi e Tommaso dei Perturbazione, che hanno da poco presentato il loro ultimo album, Musica X, che potete trovare in allegato XL Repubblica in tutte le edicole per Mescal. Perché hai tutta la vita davanti, ogni scelta è un'opportunità, e ha sapore di 1000 rimpianti, fino a che... Un album composto da 10 canzoni, che sono 10 storie che spogliano l'esistenza fino a rivelarne la quotidianità, senza però tralasciare l'aspetto più poetico della quotidianità stessa. Sì, è la parte più interessante, poi cerchiamo di infilarci nelle crepe della quotidianità proprio. C'è quei momenti in cui in realtà si rivelano tutte le contraddizioni, e questa cosa, le contraddizioni del vivere, diciamo, e questa cosa è interessante perché al tempo stesso surreale e però anche poetica, ha due valori, quello in cui hai la sensazione che crolli tutto e quello in cui in realtà hai il valore aggiunto. Ancora nelle verità, nelle mezze bugie dei cantanti. Questa valenza, diciamo, quotidianità poetico, che si rispecchia anche in questo CD, che è crescita e sperimentazione a partire dalla produzione di Max Casacci, e X, che sta per una musica che è magmatica, in continuo divenire. Sì, in effetti X sta per un'incognita, c'è qualcuno che addirittura ha chiamato il disco musica per, ed è bello lasciare questo margine di interpretazione possibile, perché in effetti Musica X è un disco che ha spinto noi stessi a provare delle soluzioni nuove rispetto a quelli a cui eravamo abituati, e ci piaceva provare a giocarci la possibilità di fare della musica cercando di stravolgere un pochettino i nostri schemi soliti e provare a vedere se in questo modo potevamo ancora incontrare il gusto degli ascoltatori, e quindi questa X sta anche un po' per questo percorso nostro rispetto a questo disco. Apro gli occhi, eccoti qua, lascia perdere il giudizio degli altri, non c'è posto che ti va, se tu sogni gli orizzonti distanti. E infine in questo disco ci sono molte collaborazioni, Cani, Carboni e Ricamu, collaborazioni come condivisione musicale che apre nuovi orizzonti. Sì, noi ci siamo accorti alla fine, quando avevamo messo insieme tutto questo cast, che in realtà era un cast eterogeneo così come lo è il disco, cerca di aprire più scenari possibili, e quindi avevamo tante generazioni, tanti punti di vista, tante scene che arrivavano tutte insieme nel disco, ed è proprio la nostra missione attuale, quella di riuscire a rompere qualsiasi tipo di schema. Questo schema, appunto, tu come hai vissuto anche queste collaborazioni, come sono nate in qualche modo? Molto bello, perché mettere insieme in un disco e quindi in un'unica opera i Cani con Luca Carboni, che sembrerebbero quasi gli antipodi, o perlomeno non ti viene nemmeno in mente di accostarli, era una cosa che ci stimolava, così come ci ha sempre stimolato mettere insieme delle persone che collaborassero nei nostri spettacoli, tipo Le città viste dal basso, dove abbiamo fatto una volta, non so, Max Pezzali con Fabio dei North Pole, per intenderci. A me personalmente i Cani piacciono tantissimo, perché sono uno di quei gruppi che divide, che effettivamente rompe gli schemi, perché molto spesso si tirano dietro un sacco di haters, ma forse quando uno odia profondamente una cosa, in fondo è comunque stato così toccato da qualche cosa. Non capisco come mai l'orologio segna sempre avanti, è per questo che noi due fianco a fianco diventiamo più grandi. Sono
l'avventura, la carriera, o cameriera a Londra nei ristoranti. Ringraziamo e salutiamo Gigi e Tommaso da Torino, Corin Chinnici. E questo è Musica X.